Oggi parliamo di cyberbullismo, che per essere contrastato necessita di persone formate. Viviamo di fatto nell'era della tecnologia, dell'essere costantemente collegati con il mondo intero. I giovani crescono abituati a vivere in quel mondo virtuale e spesso scambiandolo con il mondo reale, che modifica radicalmente i modi di comunicare e le peculiarità dell'interagire. Il cyberbullismo è un fenomeno in crescita esponenziale, se si tiene conto di una recente ricerca che ha messo in evidenza come il 34% dei bambini e adolescenti siano stati vittime del fenomeno denigratorio sul web. Compito delle scuole, degli educatori e delle forze dell'ordine preposte è contrastare tale fenomeno. Ed ecco entrare in campo con sensibilità e attenzione, come sempre dimostrata, l'ente di formazione Irigem di Rosà in provincia di Vicenza, con tutta una serie di incontri sul tema. Il primo ha visto come relatore un esperto d'eccezione, talvolta alle prese con segnalazioni e denunce per questo reato che rientra nel codice penale. Nel mondo moderno questi ragazzi devono, con quanta più forza possibile, profondere il massimo impegno ed essere consapevoli anche delle norme di legge che eventualmente possono violare, con inevitabili ripercussioni sul loro futuro anche professionale. Sono responsabili e sicuramente sarà merito loro oppure demerito se la società di domani sarà migliore o peggiore di quella odierna. I ragazzi di oggi hanno tantissime possibilità, se adeguatamente stimolati sicuramente sfoggiano grandi potenzialità, ma chiaramente il tutto è vincolato alla loro volontà di essere qualcuno domani. Lo spirito più grande da promuovere è quello della curiosità, una curiosità proattiva che li porta a migliorare la società in cui vivono, sempre consapevoli della necessità di un sistema adeguato di leggi per la nostra società civile. Un'occasione da parte del capitano di parlare anche di comportamento scorretto, di droga, dell'importanza di una fedina penale pulita. La realtà dei fatti, come ha raccontato il capitano, sullo spaccio e sull'uso di sostanze stupefacenti. È stata una bella lezione, però nel senso, se una persona fa qualcosa non bisogna sempre discriminarla per l'errore che fa, cioè si può anche cambiare nella vita. Le parole ultime che ha detto il capitano è che ora dobbiamo noi rimboccarci le maniche e andare avanti e costruire un futuro migliore per tutti, ma soprattutto anche per noi e per le persone che verranno dopo. Torniamo al cyberbullismo, tema più che mai attuale, la cui definizione interessante risponde ad atto aggressivo intenzionale condotto da un individuo o gruppo di individui usando varie forme di contatto elettronico ripetuto nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà a difendersi. Oltre alle forze dell'ordine, ad intervenire ormai su tutto il territorio nazionale il movimento etico digitale Social Warning, fondato dal giovane vicentino Davide Dalmaso, già apparso su riviste come il Millionaire e Forbes. I ragazzi passano tantissime ore sui social, no? Eppure le aziende fanno fatica a trovare ragazzi, quindi persone competenti nella gestione professionale di una pagina social. Eppure, se pensiamo, i ragazzi, passando così tanto tempo, hanno proprio una facilità incredibile a imparare queste competenze, ma chiaramente bisogna dare loro l'input per farlo. Oltre che di cyberbullismo si è parlato anche di sexting in rete e web reputation. Il web non dimentica, e il web quindi è un tesoro di informazioni positive, ma anche di tutto ciò che abbiamo lasciato lì del passato, dal nostro trascorso e dalla nostra esperienza sui vari social network. Quindi se scriviamo ad esempio un commento aggressivo sotto un post, sotto una pagina di un giornale, chiaramente quel commento resta, e se
cercando su Google ad esempio si può riuscire a risalire a quel commento in cui noi abbiamo buttato tutto questo odio fuori e che in realtà non è per niente costruttivo. Come sono stati oggi i ragazzi qui a Irigem? Com'è stato questo uditorio? Ci ha colpito perché i ragazzi qui erano più capaci, diciamo, abbiamo percepito una capacità maggiore a livello informatico, chiaramente dedicato a loro, cioè grazie ai loro indirizzi, no? E ad esempio molti di loro erano già iscritti a LinkedIn, conoscevano già LinkedIn, e questo social network per il lavoro non è veramente conosciuto nelle scuole, anche se ce ne sarebbe una grande necessità, proprio perché si inizia da lì a costruire una reputazione online, una visibilità che può essere veramente fonte di lavoro. Questo vuol dire che a Irigem toccano i temi giusti, no? Perché in effetti se le aziende hanno necessità di queste competenze e i ragazzi hanno necessità di essere consapevoli su questi temi, delle potenzialità e dei rischi del web, deve partire proprio dalla scuola, dagli insegnanti, dai presidi, questo tipo di innovazione, e qui abbiamo visto che lo fanno bene. Mi è piaciuto che ci abbiano fatto capire le possibilità che offre l'aspetto di social e comunque opportunità per il futuro, per il lavoro e innovazione, e niente, mi aspettavo una cosa un po' diversa, invece mi è piaciuto molto questo aspetto. Che bisogna stare molto più attenti all'ambito della privacy, perché noi magari pensiamo di pubblicare una foto e dopo la cancelliamo, siamo convinti di averla cancellata, ma magari col passare degli anni risalta fuori e magari può andare a cambiare il giudizio di qualcuno su di noi. Non pensavo, ma le aziende per assumerci contano anche molto sulla nostra reputazione web e non guardano soltanto il curriculum, ma anche appunto i social network, le foto che postiamo, quello che scriviamo, e bisogna stare molto attenti, sì. Mi è piaciuto tanto il fatto che insomma i nostri formatori erano dei ragazzi come noi, quindi non degli adulti come ci aspettavamo, quindi dei ragazzi che capiscono le nostre problematiche, che sanno come viviamo noi il mondo dei social, che insomma hanno sempre a che fare con quello lì che abbiamo a che fare sempre noi. La prima parte mi è piaciuta perché abbiamo parlato dei colloqui di lavoro e come c'entra l'informatica oggi nel mondo del lavoro e quali sono le skill legate a quello che le aziende richiedono oggi nel mondo dell'informatica. Domenica 19 maggio il Centro di Formazione Professionale CFP Opera Montegrappa di Fonte Treviso celebra la tradizionale festa di fine anno, apprendola anche la cittadinanza. Grande novità, il moto raduno con le moto Fantic e lo spettacolo teatrale Il mondo in una scuola, preparato da alcune classi seconde. Avvicinare quei ragazzi che sono usciti l'anno scorso, chi in terza, chi in quarta, e vengono a ritirare il loro diploma, e questa diventa una forma, un volano per mostrare ai più giovani che si può arrivare alla fine, iniziare magari anche a lavorare e venirsi a prendere un diploma come premio di un lavoro fatto bene e di un impegno che ha dato il suo frutto. 153 per la precisione gli allievi usciti dalla scuola. La giornata vede anche un dono speciale da parte della PMG Italia. Un pulmino che ha più scopi, innanzitutto quello di permetterci di spostare i ragazzi lì dove serve, per gite, per stage, per uscite didattiche e quant'altro, ma che diventa un bene anche per questo territorio, per persone che hanno bisogno, gruppi delle parrocchie, iniziative di solidarietà e quant'altro. Le moto Fantic sotto i riflettori grazie alla presenza dell'amministratore delegato Mariano Roman, che presenta il famoso marchio e la scommessa della sua start-up d'impresa.
abbiamo avuto modo di conoscere questo signore che ci è stato presentato da chi verrà a benedire il pulmino, Monsignor Mario Salviato, amici perché lui era parroco di Noale, Mariano Roman di Noale, ha prelevato questo marchio e verrà a presentarci l'ebbrezza ma anche diciamo lo spirito che sta dietro a un imprenditore che vuole ridare lustro a un marchio molto famoso nel passato, rilanciandolo anche con nuove tecnologie, con nuove intuizioni e presentandolo ai ragazzi che di moto in un certo senso almeno nella nostra scuola vivono, ma anche per far vedere come si può risorgere dalle ceneri e si può ricevere lustro se c'è buona volontà e impegno.